siamo qualcuno se rendiamo felici qualcuno. E se rendiamo felice qualcuno... Ecco, meglio coi capelli, però secondo me è meglio che togliamo proprio da mezzo questa cosa, perché comunque mi fa sempre impressione. Parole di Spalletti, probabile formazione, e cominciamo. Allora, amici bellini, amiche belline, perdonate il giorno di pausa, era necessario, insomma, un po' il che fare, un po' non c'erano notizie, io non è che potevo, insomma, però ritorna, ecco, la notizia, l'unica cosa di cui si poteva parlare che qualcuno mi ha punzecchiato in privato era sul mercato, ma ne parliamo anche in questo video perché ritorna. Benvenuto o benvenuta, avevo letto Silver, ma non è Silver Mele, Sliver 94, benvenutissimo, benvenutissimo e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come mai siete capitati qua? Siete completamente pazzi? Già vi siete decisi a iscrivervi? Sono cose che potete dirmi nei commenti e potete lasciare un like, perché perlomeno la conferenza con un po' di ritardo è stata postata sul canale ufficiale del Napoli e quindi abbiamo potuto vedere Spalletti. Io Spalletti lo devo vedere, non lo devo solo sentire, non lo posso leggere, perché leggere i tweet non significa niente, io lo devo vedere, devo avere la sensazione. Spalletti un po' riflessivo nello sviluppo del suo pensiero, sempre lento, perché non deve dire, perché sta pensando, pensa sempre a che messaggio lanciare ai propri giocatori, all'ambiente. Quindi io non è una cosa che contesto a Spalletti, anzi pensa, rifletti, sii riflessivo e pensa. Lui starà pensando, dice, ma cazzo, non ci riesco neanche io, neanche quest'anno, nel senso, la discontinuità di questa squadra è una cosa atavica, è una cosa che non si può cambiare. Quindi, anzi, come dice lui, per cui ci sta riflettendo, e il discorso della continuità, ritorna alla continuità, perché lui dice sì, tu la determinazione, la preoccupazione, la concentrazione, la voglia di fare la maglia, eccetera eccetera, per questa colore, lo devi fare tutti i giorni, perché se lo fai una volta, basta che non lo fai una volta, ecco che non hai fatto niente, non hai risolto nulla. Se tu riesci a essere sempre costante in queste caratteristiche, allora puoi pensare di dire la tua nel campionato, un campionato dove lui ce lo ricorda, e per fortuna non arriva più la domanda, però dovete darmi atto che non è una domanda valida e giusta. Sì, adesso si parla del quarto posto e si deve parlare del quarto posto e non c'è altro di cui parlare. Si deve parlare di Atalanta, Juventus e Napoli, questo mini campionato che facciamo da noi tre, che io vi ho detto da tempi immemori. Ma andiamo per ordine. Faccio un sorso di Messico 86, un attimo. Tazza che trovate sul fluido.net, sta scritto qua. Gli amici che l'hanno presa sono rimasti contenti, devo dire la verità. È difficile parlare, perché la prima cosa al mattino, parla per 13 minuti. Va bene, tornano tutti, sì, tornano tutti, ma devi vedere come tornano, perché il Napoli finalmente recupera dal Covid tutte le situazioni, però ovviamente sono giocatori, ci ricorda Spalletti, che non si sono allenati, alcuni hanno veramente pochissimi minuti nelle gambe, e quindi non è che subito mo siamo al completo, dobbiamo vincere per forza, stracciare il Bologna, non sarà così facile. Ma non ci sono domande sul Bologna, proprio zero domande sul Bologna, come giocano, come non giocano, che periodo stanno Mihajlovic, i giocatori loro, proprio zero. Un pochino di accenni sulla formazione del Napoli, ma proprio zero, proprio psicologicamente. Vabbè, comunque Spalletti, rumori, prevede un futuro migliore. Ovviamente ci lancia un pochino di speranza, perché fino a mo' veramente ci mancavano gli 11 da mettere in campo, e adesso stanno tornando storti o morti, come si suol dire in napoletano. Almeno li puoi schierare in campo, poi piano piano recupereranno la condizione. Chi si chiede di Osimhen pare che sia l'unica ossessione.
dell'ambiente anche giornalistico, non si fa altro che parlare di Osimhen e vabbè, ci rendiamo conto, io lo capisco perché da un certo punto di vista il vero problema del Napoli è il gol, allora tu chiedimelo sotto questo punto di vista, ma senza Osimhen non c'era modo di fare più gol con qualche altro modo, magari cambi modulo, magari ci arrivi in una maniera diversa, la pallata, nessuno gli ha chiesto la pallata, vabbè. Di conseguenza Osimhen la vedo difficile, però lui non ha paura, questo ci sta comunicando Spalletti, la maschera, abbiamo visto anche la foto che lui ha postato sui suoi profili social, sta tutto con te, secondo me gli piace pure un pochino sto fatto della maschera un po' misterioso, supereroe eccetera eccetera, però Spalletti ha detto quando la pigli di testa, se la pigli un po' più così la palla finisce dove finisce, insomma distrugge i palloni, ma non potrà essere preciso, magari può essere il mazzo, questo è un po' di mazzo, la prendi male, perché si sa che non segni se la prendi troppo bene, la prendi male, la palla prende una deviazione diversa e speriamo bene ragazzi. Mercato, si parla di Tagliafico, nata voto, questa è la mia risposta perché non è la prima volta che si fa il nome di Tagliafico, sono almeno io direi 4 anni che questo nome gira e io, come ho risposto ad alcuni amici bellini che me l'hanno chiesto in privato, le poche volte che ho visto Tagliafico giocare non ho avuto l'impressione di un Mario Rui, ma proprio un Mario Rui argentino, sì, molto simile. Come età siamo sui 30 anni oramai tra poco, non ha grande fisicità, ha una discreta tecnica, secondo me Mario Rui è più tecnico di Tagliafico, però Tagliafico Ajax, Tagliafico Argentina e quindi ti esalti per Tagliafico. Per me, ve lo dico chiaramente, è come Mario Rui se non leggermente inferiore. Se non leggermente inferiore, quindi non mi scalda questo nome, non mi entusiasma e non vedo perché si deve fare molto di meglio, ma Spalletti ovviamente ci dice non ci riguarda, a livello numerico con l'arrivo di Tuanzebe siamo finiti, stiamo a posto, questa è la lista, il mercato è aperto, ognuno deve vedere, ma non a lire, quindi questo, alla fine questo è il conquibus. Atalanta e Juve, si ritorna a questa cosa qua, qualcuno resterà le favole 7 sorelle, che poi non erano 7 sorelle per lo scudetto, ce ne siamo accorti, sono 7 squadre che vogliono arrivare anche loro in Champions League e qualcuna resterà delusa. Noi non dobbiamo avere paura di nessuno, dobbiamo lavorare su noi stessi e cercare, abbiamo tutte le carte in regola, cercare di arrivare a quel quarto posto. Poi si fa la conta dei giocatori che stanno recuperando, sicuramente possiamo ipotizzare un Fabian, anzi possiamo addirittura andare direttamente alla lavagnetta mentre parliamo del resto della conferenza. Io ho fatto un po' di ipotesi prendendo spunto dalle parole di Spalletti, perché lui ci dice che Fabian è riuscito finalmente ad allenarsi un pochino di più, ovviamente Lozano, perché quelli che sono entrati, che sono stati espulsi subito, non si sono stancati, quindi io lo metto in campo Lozano e in questo momento lo metto sulla sinistra perché posso ipotizzare che Zielinski, che Spalletti ci dice dovrà fare le ultime visite domani, adesso lui è disponibile ad aggregarsi ma deve fare delle visite di controllo ovviamente post Covid, non lo posso immaginare, non lo posso dare per titolare assoluto, quindi sposterei Elmas al centro e confermerei a questo punto anche Politano, però non funziona il mouse con mamma fa, ecco qua, pure i clacson sai sfiatati, proprio una cosa, una roba. Quindi confermiamo Politano qua, Lozano e Elmas. Perché poi ho messo Mertens al posto di Politano? Perché se Spalletti dovesse confermare, io credo Mertens ha fatto 130 minuti, non lo so, penso che debba riposare. Però se Spalletti la vuole fare così come nelle ultime partite, cioè confermare Petagna e Mertens direttamente, quindi finirebbe Mertens qua direttamente con Elmas da questa parte e Lozano che può partire da destra. Se vuole confermare Mertens dal primo minuto, io credo che debba riposare, però veramente non lo so ragazzi, perché per fare queste ipotesi noi dovremmo stare lì al Konami Center a Castelvolturno a vedere in che forma stanno, non ce lo fanno fare. Dubbietto Demme Lobotka sinceramente, perché io credo che Demme era in crescita e quindi può giocare accanto a Fabian, un po' più di dinamismo, però lo stesso Lobotka non è che pecca di dinamismo, anzi come senso della posizione mi sembra anche cresciuto moltissimo, anche come interdizione, quindi non mi sorprenderebbe un Fabian Lobotka doppio play
Fabian ti garantisce più felicità, Lobotka le piroette, che oramai siamo tutti innamorati delle piroette di Lobotka, quindi potrebbe anche giocare Lobotka dal primo minuto, non lo sappiamo. Difesa penso che verrà confermata così, quindi con il ritorno di Mario Rui, con Gulam che Spalletti ci dice, e Spalletti dice Gulam oramai dopo queste 3 partite ci ha sorpreso tutti, è chiaro, tutti sorpresi, dice che adesso è arruolabile, è considerabile un giocatore della rosa, rendetevi conto che cosa significa una frase del genere, cioè adesso ci siamo resi conto e siamo sorpresi che è un giocatore della rosa che può rientrare in certe rotazioni, abbiamo dovuto prendere questo rischio, fare necessità virtù, quindi adesso direi che Mario Rui potrebbe rientrare nei discorsi per non farne fare 4 Gulam consecutive, con Gulam che può subentrare. Juan Jesus in questo momento non ha sostituto e deve giocare. Rachmani titolare con Tuanzebe, che su cui si è lavorato, ci dice Spalletti, abbiamo messo a posto delle cose, la devi dare alla Lobotka, non la devi portare appresso, eccetera eccetera. Di Lorenzo, indovinate un po', sarà titolare senza dubbio, però Balquit ci dice Spalletti sta anche lui, ha fatto quei lavori di 3-4 giorni e quindi lo teniamo lì. Sarà Meret invece di Ospina perché l'infortunio è confermato, quindi è confermato l'infortunio di Ospina, l'infortunio di Insigne e poi abbiamo quelli in Coppa d'Africa che non possiamo schierare, il resto ci siamo quasi, ovviamente in condizioni alcuni precarie, vedi Osimhen, vedi altri e altri che devono riprendere la migliore forma. Noi dobbiamo vedere i gol di questi qua, ragazzi. Politano che si accentri e piglia la porta, devi prendere la porta. Elmas qualche gollettino lo ha fatto, Lozano ha preso il palo, quindi anche un po' di mazzo ci vuole nella vita e quindi ripigliamo con questi gol qua. Demme qualche gol con Lobotka lo dovrà fare per sfizio mio personale. Fabian ci ha dato soddisfazione, Petagnone, siamo là, vabbè, insomma ragazzi, dobbiamo affrontare questo Bologna, non sarà una partita facile perché non lo è mai, perché anche giocare dopo un po' di pressione in più, la Juventus ha vinto, come ha vinto non ha importanza, vincono con Allegri che grida come un ossessa, mantenete il pallone, aiuto, tornate indietro, l'ho proprio sentito, tornate indietro, possesso palla, non attaccate, la paura proprio dell'Udinese, mamma mia, intanto sono a -2 e se tu non vai, loro ovviamente stanno facendo un girone di ritorno comparato al girone d'andata migliore, stanno migliorando rispetto al girone d'andata che hanno fatto schifoserrimo, noi invece dobbiamo confermare la vittoria col Bologna per essere comunque a -2 punti rispetto al nostro percorso del girone di andata. Se non facciamo così diventa poi complicato confermare, non dico arrivare ai punti di Gattuso del girone dell'anno scorso perché non ci si può arrivare se non lo confermi, ma almeno confermare quelli fatti all'andata da Spalletti stesso potrebbero farcela, non è detto però. Da New York Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate e poi ci vediamo domani perché sarà una settimana di calcio. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.